e non è Da facile palcoscenico cielo, da serata cielo, da pubblico cielo, da produttore cielo. Il capello ce l'ho. Che cos'hai? Io c'ho l'ansia, mi viene l'ansia, mi sale l'ansia e mi viene l'ansia. Stasera c'ho l'ansia da prestazione. In che senso? Se non ce l'avete ve la presto io. Madonna mia. Va bene, allora, presentati al pubblico. Chi sei? Io sono Mariano l'influenza. Detto, oh panicono, 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 oh panicono. È bello. Stasera voglio salutare due fan, Nicola e Martina, che compiono 25 anni. Di matrimonio? No, di mutuo. Mamma mia, se ci penso, ma ero panicono, panicono. Ma rilassati, stai pieno d'ansia, vai a un bel concerto. Sì. Io sono andato al concerto, sono andato al concerto del cantante del momento, Gianni Celeste. A un certo punto si è messo a cantare Povero Gabbiano, sì, la sua che ha canzone. perduto la compagna. È la canzone sua. E perché ha perso la compagna? È scappata. Io che ne so. E perché è scappata? L'hanno rubata. E allora, perché l'hanno rubata? Allora si è allontanata di sua spontanea volontà. Allora se si è allontanata sta Gabbianella sta soffrendo. Gabbianella? E se sta soffrendo la Gabbianella pure il Gabbiano. E allora dobbiamo Madonna mi si ci penso, ma no, panicono, 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 panicono. Certo, Va. un panicone. Altre forme di ansia? L'ansia più grande è mio figlio. Come si chiama? Anziemmo. Fa venire l'ansia perché vuole giocare sempre a nascondino. Sì. Vabbè, nascondino è un bel gioco, ci È giochiamo tutti a carino. nascondino. Sì, è il suo gioco preferito perché è nipote d'arte. Mio nonno fa ancora la titante, bravissimo. Però no, a nascondino mi faceva venire l'ansia. Perché andavi sotto, seppure c'erano solo due concorrenti, era d'obbligo contare fino a 100. Sì. Ti mettevi sul muro e facevi 1, 2, 3, 4, Fino 5, a 100. 6, 7, 8, 9 e 10. Fino a 10 ero resto. Certo. Dopo iniziavi a mangiare sui finali delle frasi. Quindi- Iniziavi a fare 11, 12, 13, 6, 8, 9, Lo fa prim. Dopo il 30 andavi velocissimo. 31, 30, 40, 50, 60, dopo il 100 faci solo 100! Io vengo! Un dette mi giravo, non c'era nessuno, rimanevo da solo e rimanevo panicono. Certo, chiaramente. Secondo me ti dovresti far aiutare. Sì, no, un psicologo ci vorrebbe. No, psicologo mi fa venire l'ansia, mi fa le domande strane. Fa le domande. E dice, ma vogliamo fare una seduta a seduta? Come? La vogliamo fare a mezz'aria, scusa dottore. Poi mi ha detto, ma qual è la cosa più cara che ha? Un mantenimento, 1500 euro mia moglie, è una cosa gravissima. È chiaro. E poi a un certo punto ha detto, ma dimmi un po', tu sei proprio pieno d'ansia, allora dimmi una cosa, come? Madonna mi si ci pensa, Che meno succede? Non ha detto nulla. oh panicono, ha detto, io la vedo bene. Scusate, dottor, con i soldi che vi do, lei mi deve senza guardare questo male. Mi deve atteggiamento. vedere male perché se mi vede bene vuol dire che io non sto Chiaro. male. E se io non sto male, sto bene. E se io sto bene, cazzo ci venga a fare. Madonna mi si ci pensa, meno panicono. Oh, Panicono. panico. Allora, vieni qua, lei ha detto che sei un influencer. Sì. Fai un messaggio. Va, un messaggio motivazionale. No, smotivazionale. Motivazionale, vai. Ogni mattina Madonna mi un si... panicone si sveglia Madonna. e sa che dovrà avere l'ansia. No. In questo momento così freddo, perché è aumentato il gas. Sì. In questo momento così buio che è aumentato la corrente. Madonna, in questo momento fermo perché se prendi la macchina c'hanno 100 euro e benzina no, non conviene. Tu non sei solo. Madonna, non sentirti solo. C'è sempre qualcuno che ti guarda dall'alto, qualcuno che sta là, anche se tu non lo vedi, lui c'è sempre, non ti abbandona mai. E sai chi è? Chi è? Equitalia. E non lo dico io, lo dice Mariano l'influenza. Ha detto, oh panicono.